È prevista una cosa molto originale. L'intera amministrazione ha deciso di raccontare diversamente la cultura cinese, come attraverso il simbolo del Fu, che è un simbolo importante nella tradizione cinese, è un simbolo di felicità. Alle mie spalle ne avete due. Cosa raccontano? Sostanzialmente abbiamo pensato una cosa: palazzo della ragione, ciclo zodiacale. C'è una stretta connessione tra la cultura cinese e il ciclo astrologico di Pietro d'Abano, come dire, la ricerca della felicità è l'elemento di connettività tra il simbolo del Fu e il palazzo della ragione. Questo è il significato profondo del rapporto tra cielo e terra di Pietro d'Abano. Significativamente la cultura calligrafica cinese e la cultura del sigillo verranno ospitate all'interno del palazzo. Prevediamo un centinaio di Fu, sono opere, queste alle mie spalle rappresentano parzialmente la grandezza, sono opere di più di 2 metri che verranno attaccate al soffitto, e la cosa bella è che abbiamo coinvolto decine e decine di grandi artisti cinesi da moltissime città della Cina, penso a Pechino, penso a Xi'an, la città dell'esercito di terracotta. Arriveranno decine e decine di simboli di felicità, che sarà un modo interessante per creare questo ponte tra Padova e l'universo cinese. Ci sarà una bellissima cena al Pedrocchi, viene giù un'importantissima delegazione con l'assessore alla cultura del comune di Xi'an, e avremo uno spettacolo al Verdi di musica e danza cinese. Come dire, è un modo interessante, inedito, per raccontare in modo non folcloristico l'importanza che l'universo cinese attribuisce al Capodanno. Quindi è un nuovo inizio, e mi pareva giusto che, anche in previsione di un proficuo rapporto di collaborazione turistica con l'universo cinese, la città di Padova a nord-est si attrezza per essere la città amichevole nei confronti della cultura cinese.